Le auto di pregio incastrano i veneti. A Treviso una vettura su 10 è una berlina di lusso e sono proprio le supercar a regalare la foto di una regione che vive sopra le proprie possibilità, o meglio sopra i livelli di reddito dichiarati al fisco, un dato che sommato ai consumi alimentari, alle auto circolanti e ai consumi di energia elettrica non vede il Veneto eccellere in materia di equità fiscale come Piemonte, Trentino Alto Adige, Friuli e Marche, ma lo vede a centro classifica come regione con una propensione all'evasione che rimane comunque bassa. Che le tasse non piacciono neppure a nord-est è un dato noto anche ai vertici degli 007 del fisco. La ricchezza prodotta è tassata, purtroppo la tassazione in Italia è elevata, ma la ricchezza tassata è intoccabile anche da noi ovviamente. Ma anche in Veneto sono necessarie distinzioni tra chi paga quello che dovrebbe e chi invece tenta di fare il furbo. Secondo la classifica stilata dal Sole 24 Ore sulla base dei dati Bankitalia, ACI e Terna, la provincia veneta dove si annida maggiormente il rischio evasione è la Marca Trevigiana, che ha recuperato 16 posizioni rispetto al 2006. Va meglio a Padova, decima in Italia e prima in Veneto. Nel capoluogo patavino il rischio evasione è estremamente basso, con un divario di 17 punti percentuali con il fanalino di coda, Treviso.